Bentrovati, la rassegna stampa del TG Plus del nostro portale. Ogni mattina sapete che noi andiamo a vedere i più importanti giornali del Veneto, partendo sempre dalle province, e partiamo dalla tribuna di Treviso per quel che riguarda la provincia di Treviso. Il Veneto ora è più povero e non investe nelle menti, ma questo è un discorso che si porta avanti un po' su tutti i giornali. Aspirati soldi dal bancomat al bancomat, il raid dei ladri tecnologici, assalto alla filiale Unicredit, via 50.000 euro grazie a un nuovo apparato elettronico silenzioso. Il sistema ha permesso alla banda di aprire la cassaforte senza usare l'esplosivo. Cose da pazzi. Porta a porta, raccolta salata per i bar. È un salasso, è una cosa incredibile anche questa, e finisce fuori strada con l'auto e vola nel fosso. Tragedia a Gorgo del Monticano, muore un 49enne. Queste notizie di cronaca che non vorremmo mai dare, come al solito, lo diciamo sempre, troppi costi. Mom, in arrivo nuovi rincari sui biglietti, anche questa ci mancava. Aspetto il taxi per il carcere, Zen la rabbia per la condanna. Mamma morta dopo il parto, il PM, medico senza colpe. E sotto cavalieri ufficiali e commendatori, cerimonia per il 21. Andiamo a vedere sul Gazzettino che cosa si dice. Cortina 2026, ecco tutte le opere e i costi dei giochi. Venezia, sciopero in aeroporto, un centinaio di voli annullati, molti non sono partiti, qualcuno invece sì. Sanità, lì al Veneto giù dal pod, effetto Covid. PNRR, governo verso la fiducia. Oggi l'accelerazione sui controlli della Corte dei Conti, migranti, assi con la Germania e missione Tunisi. Qui nella zona di Jesolo la tenuta passa dai monti all'industriale Emiliano Vacchi. Si parla di Valle Grassabò venduta per 13 milioni, che non sono bruscolini. Banca Italia, reddito di cittadinanza sugli stranieri, 60% dei tagli. Andiamo anche sul Corriere della Sera, visto che non c'è il Corriere del Veneto. Il PNRR, la trattativa su una clausola per salvare i fondi, l'ipotesi di dirottarli sull'efficienza energetica. Tajani, la Commissione UE non si schieri. Si parla ancora del femminicidio, i verbali della 23enne fidanzata con il killer. Alessandro faceva paura, disse a Giulia dormi da me. Poi abbiamo visto l'epilogo come è stato di questa brutta faccenda. Ci sono America e Cina, se viene evocata la guerra, ma sono i discorsi insieme alle vignette di Gianelli che sapete che troviamo il lunedì sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece, per quanto riguarda la provincia di Treviso, anche Notizie Plus. Corri Treviso in Corona Meucci e Moretton. Roland Garros, il segreto di Djokovic arriva da un'azienda veneta, e a Larissa il Cycling Forum. I greci insegnano all'Europa l'educazione in bicicletta, borse di studio agli studenti di Spresiano. Tante cose che riguardano la provincia di Treviso le trovate comunque sulla pagina interna anche oggi, poi in completo aggiornamento su Notizie Plus.